Cerci l'appoggio in avanti, può andare in mezzo il cross di Darmian, palla allontanata e Torino subito in vantaggio. Questo è il gol. Parte la parabola pericolosa, il gol che arriva come il colpo di testa da due passi di Natali, la ribattuta poi di Panelli e Natali ancora pronto a ribadire, l'avevamo detto, attenzione a Natali. Il sinistro che gira, traversa piena e poi Glick che non ci arriva, attenzione, calcio di rigore. Parte Cerci, palo gol, c'era arrivato Curci, 2-1 a Torino.